Sporcizie, siringhe, rifiuti ovunque. Se il degrado ha un nome, si chiama ex fiera. Le immagini shock che vediamo sono state girate dalla polizia locale di Vicenza questa mattina, quando è stato messo a segno un blitz nell'edificio abbandonato che sorge nei Giardini Salvi. Come vedete la situazione è critica e siamo intervenuti con la polizia locale dopo la segnalazione avvenuta e abbiamo sollecitato gli uffici del comune per ripristinare e sistemare tutta la zona, portare l'area in sanificazione, insomma portarla contro questa situazione di degrado e sigillare gli ingressi per non essere più accessibili a nessuno. L'edificio è stato perlustrato completamente e non sono state trovate persone. In quelli che furono i bagni dell'ex fiera sono stati invece rinvenuti strumenti utili per preparare e consumare sostanze stupefacenti. Non sembra che qualcuno ci abbia passato la notte, ma è chiaro che sia un luogo di ritrovo per i tossicodipendenti che vengono qui dal vicino Campo Marzo per trovare riparo. Il più grosso l'abbiamo pulito stamattina, domani mattina interverrà IM Ambiente a pulire completamente e a sanificare l'area e verrà sigillata nella maniera più sicura possibile. Noi di Rete Veneta abbiamo proposto una grande campagna antidroga che parta proprio da Campo Marzo e che coinvolga la politica e tutte le istituzioni. Bisogna attivarsi, unirsi, entrare nelle scuole, nei teatri, nelle carceri per sensibilizzare l'opinione pubblica, per spiegare anche alle nuove generazioni che la droga è un'arma ed è un'arma che uccide. Sì, accolgo con favore questa iniziativa di Rete Veneta contro il consumo di droga. Queste iniziative devono essere portate il più possibile alle istituzioni, alla gente. Bisogna tornare a far conoscere gli effetti negativi che ha queste sostanze che hanno sulla gente. Parecchi giovani sono, ahimè, in balia di queste sostanze.